Carlo Goldoni, Rosmonda. I due libri su quali ho più meditato e di cui non mi pentirò mai di essermi servito furono Il mondo e il teatro. Carlo Goldoni. Le numerose edizioni settecentesche che si intersecano l'una con l'altra, la mancanza degli autografi e la vastità dell'impresa di fronte alle 100 e più commedie, alle decine di melodrammi giocosi, di drammi per musica e di altri componimenti teatrali, cui si affiancano poesie, prose amplissime di memoria e un cospicuo epistolario, hanno impedito fino ad ora che si affrontasse la questione dell'edizione critica delle opere di Carlo Goldoni. La cultura italiana e internazionale si era rassegnata e accomodata all'ombra della grande meritoria fatica di Giuseppe Ortolani, iniziata nei primi anni del secolo senza, tuttavia, un chiaro progetto e senza precisi criteri filologici. Alla base di questa edizione nazionale vi è stata una preliminare indagine sulle stampe volute dall'autore dal 1750 agli anni ultimi della sua lunga vita al fine di determinare, opera per opera, i diversi stadi del testo. Da qui la presenza di un ricco apparato di varianti che illustra l'evoluzione della singola opera fino al momento in cui l'autore non impone ad essa una fisionomia definitiva. Consegnati al teatro, i testi che erano nati per esso riprenderanno immediatamente il loro cammino nella continua e molteplice dinamica dell'interpretazione che qui viene di volta in volta ricostruita nelle pagine dedicate alla fortuna. Goldoni e il dibattito sul tragico. Il 24 novembre 1734 va in scena al Teatro San Samuele di Venezia la tragedia Belisario, lavoro con cui Goldoni coglie il primo successo e apre ufficialmente la propria carriera di drammaturgo. Sull'onda di quell'affermazione l'autore presenta qualche settimana più tardi, il 17 gennaio 1735, una seconda tragedia, Rosmonda. Il nuovo lavoro ottiene un'accoglienza assai tiepida, ma conferma l'attenzione del Goldoni in questa prima parte della sua storia artistica verso il repertorio tragico. Un interesse, almeno in apparenza, guidato da motivazioni esterne, la necessità di accontentare gli attori, il bisogno di rispondere alle aspettative della platea e soprattutto l'esigenza di acquisire rispettabilità quale autore tragico. Ma a ben vedere il giovane Goldoni, volgendosi alla tragedia, si rivela figlio della sua epoca, manifestando, assieme all'ammirazione per i grandi teorici del tempo, un precoce interesse riformatore che lo conduce a confrontarsi, nelle pagine scritte nella sua attività artistica, con coloro che su questa via lo avevano preceduto. Della copiosa messe di intellettuali che a inizio Settecento si occupano di teatro, solo alcuni vengono tuttavia citati negli scritti autobiografici del Goldoni. In un percorso creato a posteriori in cui appare chiaro l'intento di esaltare lo sforzo profuso nella propria riforma, non ci si deve stupire di alcune vistose assenze, prima fra tutte quella dell'attore Luigi Riccoboni, sicuramente il più prossimo tra i precursori del veneziano, o viceversa, della presenza di eruditi come il Maffei, che in alcune sue pagine sostiene idee non del tutto sovrapponibili a quelle del Goldoni. In verità, ciò che allontana il commediografo veneziano da molti dei suoi possibili precursori è l'approccio profondamente diverso alla problematica riformista. Da un lato le aspirazioni di un artista che era tutto proiettato all'interno della dimensione scenica, dall'altro eruditi che guardavano al teatro dai margini di un trattato di poesia o nelle cure prefatorie all'immancabile prova in campo tragico. Più che a seguito di una necessità scenica, il dibattito sul tragico è avviato in risposta ai complessi artifici del teatro seicentesco e allo stesso tempo quale testimonianza dell'aspirazione al tragico che assume nel Settecento italiano le forme di una vera e propria smania collettiva. La necessità dunque di superare quella sorta di frustrazione nazionale nei confronti di un genere che non era mai riuscito a decollare spinge i teorici a una discussione che da un lato vuole recuperare le antiche regole aristoteliche a garanzia dell'operazione,
e dall'altro, in accordo con la sensiblerie settecentesca, intende aprirsi alla dimensione degli affetti e delle passioni. La discussione, almeno nei primi anni del secolo, non ha la capacità di coinvolgere attivamente il mondo teatrale, di cui gli intellettuali sembrano ignorare le prassi sceniche e i forti legami dei comici con la platea. I letterati scelsero invece la via di una contrapposizione rigorosa, e cioè si comportarono come se il teatro fosse una disciplina o una scienza dove i principi fondati sulla ragione, specie se autorevolmente sostenuti, erano alla fin fine destinati a prevalere sulle opinioni erronee. La discussione si avvia nel 1706, quando Ludovico Antonio Muratori pubblica Della perfetta poesia italiana, un trattato in cui l'autore lamenta la decadenza del teatro italiano, auspica una riforma della commedia all'improvviso e la creazione di un repertorio tragico in grado di competere con quello francese, che proprio in quegli anni iniziava a ricevere i primi consensi sui palcoscenici italiani. Si apre così un'intensa stagione di speculazioni teorico-filosofiche volte a trasformare il teatro da luogo di intrattenimento a centro culturale attraverso la nobilitazione dello spettacolo, l'accurata scelta degli argomenti e soprattutto conferendo grande dignità letteraria ai testi. Il Trattato del Muratori è il capofila di una serie di lavori teorici, il cui comune filo conduttore è la descrizione del degrado in cui versa il teatro italiano di inizio Settecento e la ricerca di una strada volta alla sua moralizzazione. In verità, la ricorrente illustrazione della decadenza del teatro, cui anche Goldoni non si sottrae, appare più un topos letterario che non la veritiera descrizione della realtà. Si paragoni, per credere, il testo di Muratori o i più prossimi a un esemplare estremo come il discorso sul teatro italiano di Giovanni Pindemonte. Ebbene, a distanza di un secolo, medesime sono nella sostanza le attese e medesimo il repertorio dell'aneddotica degli esempi attuali di degenerazione della pratica attoriale, a significare un'identità stereotipa di punto di vista. È un'immutabilità che dimostra un partito preso da tavolino, una maniera di guardare al teatro amplificata nei modi e nei panneggi retorici che predica la sostanziale estraneità al teatro degli eruditi. Le argomentazioni poste dagli intellettuali di inizio Settecento si muovono sostanzialmente su due diverse linee di pensiero. Da una parte coloro che protendono verso un modello classico di matrice greco-romana, dall'altra chi sostiene la necessità di rifarsi all'ormai collaudato esempio francese di Corneille e Racine. Unico atteggiamento condiviso è l'opposizione al melodramma, di cui viene contestata da un lato l'eccessiva spettacolarità, dall'altro l'inverosomiglianza del canto, lo squilibrio tra musica e poesia, l'insensatezza delle vicende rappresentate. Ma fra i tanti interventi dal carattere esclusivamente teorico non deve essere dimenticato il primo contributo offerto al dibattito da un uomo di teatro, l'attore Luigi Riccoboni, che con la sua compagnia porta sulla scena numerose tragedie riformate. Spinto dapprima dal Maffei a cimentarsi con alcune opere del repertorio cinquecentesco, Riccoboni, assieme alla moglie Elena Balletti, sono gli interpreti raffinati della maffeiana Merope. Questo felice sodalizio, raro esempio di collaborazione in Italia tra un attore e un letterato, ha tuttavia breve durata, ma apre una strada che di lì a non molto sarebbe stata seguita, con profondo spirito innovativo, dal Goldoni. In un panorama teorico estremamente articolato, impossibile da ricostruire nella sua interezza, in cui prevale nettamente la volontà di demolire l'operato dei comici in favore di una cultura da biblioteca, Goldoni, quale esponente di una linea di pensiero intimamente legata alla scena, riesce a mediare tra le proprie aspirazioni e quelle dei suoi predecessori, spesso mettendo astutamente al servizio del suo percorso riformistico i luoghi comuni della trattatistica. Da qui passi come quello già ricordato in cui è riproposto il motivo della decadenza del teatro, oppure la citazione negli scritti autobiografici di eruditi le cui posizioni sono talora lontane dalla sua riforma. A tal proposito, le prefazioni pubblicate da Goldoni tra il 1761 e il 1780 nei 17 tomi dell'edizione Pasquali, le cosiddette Memorie italiane e più tardi i Memoir,
Sono ricchi di pagine in cui l'autore veneziano evoca personaggi cui riconosce il ruolo di suoi precursori, atto pressoché inevitabile per chi voleva rivendicare a sé il ruolo di riformatore del teatro italiano. Tale operazione presumeva una qualche continuità almeno ideale con le parole di coloro che una riforma, o più e diverse riforme, avevano prima di lui invocato. Presumeva anche e soprattutto una serie di puntuali distinguo a caratterizzare le differenze e l'innovativa portata del suo ruolo personale. L'impossibilità, insomma, di relegare la sua azione al rango del compimento reale delle altrui ideali intenzioni. La lettura delle pagine autobiografiche consente quindi di ricostruire un quadro abbastanza preciso di coloro che Goldoni riconosce quali precursori, tuttavia ponendo un necessario distinguo tra la narrazione degli eventi offerta dal commediografo e i reali rapporti intercorsi tra lui e i personaggi citati. Ripercorrendo nei memoir gli anni della propria formazione, Goldoni ricorda l'espulsione dal collegio Ghisleri di Pavia e il momentaneo avvilimento nel quale cadde. Il desiderio di fuggire i rimproveri paterni porta il giovane autore a meditare una fuga a Roma, dove spera di divenire discepolo di Gian Vincenzo Gravina. Il passo, per quanto romanzato e imbevuto di un vago sapore ironico, tuttavia apre la strada ad alcune constatazioni. Da un lato l'interesse verso un'attività drammatica volta al repertorio tragico, dall'altro il riconoscimento nella figura del Gravina, teorico e riformatore della tragedia settecentesca, di una sorta di maestro da cui apprendere l'arte della scrittura scenica. In verità, Goldoni non mise in atto il proposito di una fuga a Roma, così come per evidenti motivi cronologici non avrebbe mai potuto divenire discepolo del Gravina. Il brano citato esprime tuttavia la consapevolezza, certamente maturata a posteriori, di potersi inserire all'interno di un percorso teorico e culturale che partiva proprio dal letterato calabrese, per passare attraverso l'opera di Pier Jacopo Martello, Scipione Maffei e Antonio Conti, autori questi tutti citati nei memoir. Dopo il Gravina, Pier Jacopo Martello è cronologicamente parlando il primo riformatore del teatro che il lettore incontra nei memoir. Autore piuttosto prolifico, Martello si è occupato soprattutto di metrica. Nel trattato del verso tragico del 1710 espone l'esigenza di adottare anche in Italia, sull'esempio francese, il verso alessandrino. Teorizza quindi il doppio settenario rimato, detto martelliano, che tuttavia non riesce a ottenere la lode dei contemporanei. Uomo di viva intelligenza, Martello è tra i teorici del tempo quello più vicino alla realtà della scena, sostenendo l'esigenza di una medietas dal tono tragico, unica via per giungere a un pubblico più vasto di cui stavano entrando a far parte in quegli anni nuove classi sociali. Del letterato e drammaturgo bolognese, il giovane Goldoni mette in scena una commediola per marionette, Lo starnuto d'Ercole, allestita nel palazzo del conte Lantieri durante il soggiorno del 1726 a Vipacco. L'episodio relativo alla messiscena dello starnuto d'Ercole è particolarmente interessante perché, oltre a documentare l'interesse del giovane Goldoni verso il teatro, ne dimostra anche una precoce e precisa conoscenza in fatto di testi e drammaturgia. Da Martello Goldoni eredita il doppio settenario rimato, che tuttavia utilizzerà non per i lavori tragici ma, secondo l'uso del tempo, per la gran parte delle sue commedie in verso, quali la Dalmatina o la trilogia persiana, oppure le meno fortunate il Molière, la Peruviana o la Bella Selvaggia, riconoscendo così a un tempo il suo debito verso il teorico bolognese, ma anche rivendicando a sé l'intuizione di un nuovo e diverso impiego di quel metro. Ma è innegabile che nonostante le riserve, Martello sia stato il modello ispiratore per le innumerevoli sperimentazioni metriche operate dal Goldoni, e non è casuale che egli stabilisca una sorta di rapporto di continuità con il riformatore bolognese narrando un episodio che si può forse considerare cosa del tutto inventata, che lo vede avvicinarsi fanciullo a una commedia che costituisce uno dei punti d'arrivo della carriera drammaturgica di Martello. Scipione Maffei costituisce sicuramente per il giovane Goldoni uno dei personaggi di maggiore fascino. L'identificazione dell'erudito veronese quale maestro nell'arte tragica avviene nella dedica del Molière, ove il Goldoni riconosce apertamente una sorta di debito culturale. La merope del Maffei è dunque indicata da Goldoni quale esempio insuperato di arte tragica e modello cui rifarsi per la scena drammatica.
E infatti i principi della riforma teatrale sostenuti dall'autore veneziano trovano una sorprendente concordanza con alcune idee espresse dal Maffei nell'introduzione del suo celebre Teatro Italiano del 1723, raccolta di 12 tragedie scelte dall'intellettuale veronese, per lo più tra quelle che egli stesso aveva fatto mettere in scena negli anni immediatamente precedenti a Luigi Riccoboni. L'intento era non solo quello di celebrare i fasti del teatro tragico italiano dei secoli passati, ma soprattutto di offrire ai comici dei drammi di qualità da portare sulla scena. Il programma di riforma pensato dal Maffei passa dunque attraverso il tentativo di superare una secolare frattura fra i letterati e il palcoscenico, la scelta di un repertorio drammaturgicamente valido, la stampa di lavori capaci di divenire punto di riferimento nel coniugare tradizione passata e nuovi sperimentalismi. La stretta e prolifica collaborazione con il Riccoboni aveva convinto il teorico veronese che l'intendere il teatro è una cognizione particolare, per cui non bastano la scienza e le lettere e che non può acquistarsi senza osservazione sul fatto. In altre parole, Maffei ritiene che l'autore drammatico non può operare nel chiuso del proprio studio, ma deve uscire a contatto con la vita di ogni giorno e soprattutto frequentare assiduamente i teatri. Oltre a ciò, Maffei ritiene che l'ignoranza dei comici avrebbe dovuto essere mitigata grazie all'intervento di un uomo di cultura capace di guidarli nelle loro scelte e di limitarli nell'eccessiva libertà. Il teorico sottolinea la necessità di ricorrere a una figura simile a quella del moderno regista, o quantomeno reputa necessario l'intervento di un poeta di compagnia capace di occuparsi anche della messa in scena e disposto a seguire da vicino gli attori. Pochi anni più tardi fu proprio Goldoni a svolgere questi compiti, rivoluzionando il ruolo dell'autore drammatico e attuando un discorso di riforma che non si limitava alla sola scrittura drammatica. Ma è opportuno ricordare che Scipione Maffei, di cui Goldoni nei memoir narra forse non a caso il mancato incontro a Verona, a fianco di un'immagine progressista dimostra anche un atteggiamento ottusamente conservatore. In quello stesso De teatri antichi e moderni, di cui si sono citati alcuni passi di grande apertura intellettuale, l'erudito richiedeva, oltre a una restaurazione letteraria del testo, una rimoralizzazione dello spettacolo, che secondo lui doveva passare attraverso il recupero dell'antica prassi scenica, basata su compagnie interamente maschili. Proposta ove prevale il velo di un'assoluta miopia erudita che identifica come una sola cosa la documentazione di un uso antico e la reale possibilità di restaurarlo sul campo. Difficile credere quindi che un uomo fortemente votato alla scena, qual era Goldoni, nonostante l'omaggio reso al Maffei, potesse realmente prendere interamente a modello un trattato che per taluni versi si muoveva in senso opposto alla riforma del commediografo veneziano. Tra i predecessori citati negli scritti autobiografici del Goldoni troviamo anche Antonio Conti. Pur ammirando il modello tragico francese, questo teorico ne vuole evitare il predominio sul suolo italiano. Elabora quindi un percorso drammaturgico che vede nei modelli rinascimentali la base del teatro italiano e nel concetto del vero storico il mezzo per accordare tra loro le contraddittorie tensioni all'ordine precettistico e al disordine degli affetti. In altre parole, la via per appassionare il pubblico viene intravista dal Conti in una scrittura che mescola, calibrandole tra di loro, ragione e fantasia, storia e passioni, attraverso l'eterno contrasto fra tirannide e libertà. Ammiratore ante litteram di Shakespeare, Conti sperimenta pure la tragedia politica, ma le sue opere, scarsamente rappresentate, restano un esempio di alta erudizione, incapaci di influire sulla prassi scenica sia di Goldoni sia più in generale del tempo. Alcune tragedie dell'autore padovano vengono comunque portate sulla scena al Teatro San Samuele di Venezia dalla compagnia di Giuseppe Imer, gruppo per il quale Goldoni lavora tra il 1734 e il 1743 e che poteva vantare attori specializzati sia nella commedia sia nel repertorio tragico come Antonio Vitalba, Gaetano Casali, Marta Bastona e Cecilia Rutti. Sono infatti documentate agli inizi degli anni 40, oltre che la rappresentazione del Marco Bruto di Antonio Conti, anche quelle di Oreste di Giovanni Rucellai, dell'Ifigenia in Tauris di Gian Rinaldo Carli,
dell'Ulisse il giovane di Domenico Lazzarini, del Sinna di Corneille della traduzione di Francesco Giovannardi, dell'Elettra di Hilaire Bernard Longpierre nella traduzione di Gasparo Gozzi e dell'Andromaca di Racine, forse tradotta da Luisa Bergalli. L'attenzione dimostrata dalla compagnia Imer verso un repertorio tragico riformato si inserisce, non a caso, nel quadro dell'attività drammatica che caratterizza gli esordi teatrali di Carlo Goldoni e suggerisce ancora qualche riflessione sul ruolo che questo genere ha occupato nella formazione artistica dell'autore veneziano. Nei confronti del primo periodo, e in particolare attorno alla produzione tragica goldoniana, la critica ha assunto sostanzialmente due posizioni contrastanti. Quella più datata, che basandosi su alcune affermazioni contenute negli scritti autobiografici dell'autore, condanna senza riserva le prime tragedie. Quella più vicina a noi, che seppur timidamente tenta di riconoscere in quegli esperimenti gli indizi della successiva riforma teatrale. Ed effettivamente, pur senza voler forzare i limiti culturali di un autore agli esordi artistici, non appare del tutto infondata l'ipotesi di un percorso graduale e meditato che trova primo avvio nell'attività drammaturgica degli anni 30, nella considerazione di teorici quali il Gravina o il Maffei e nel tentativo di operare una rivisitazione della tragedia partendo non dalla dimensione teorica ma dal palcoscenico. E nelle tragedie scritte per il San Samuele non è difficile scorgere un atteggiamento nettamente innovativo nella scelta degli argomenti, in una certa tendenza al realismo, nei tentativi di analisi psicologica dei personaggi, nell'utilizzo del teatro a fini moralizzanti. Ma gli anni degli esordi goldoniani coincidono soprattutto con l'impegno profuso dall'autore nel campo del melodramma, ed è forse in questo ambito che si devono ricercare più diretti predecessori del Goldoni tragico. Le pagine da lui dedicate a personaggi quali Apostolo Zeno e Metastasio paiono le più illuminanti per comprendere i modelli di riferimento per un autore che nei primi anni d'attività puntò a formarsi una credibilità artistica proprio attraverso il teatro musicale. Il dibattito attorno al conflitto tra melodramma e tragedia, assai vivo nei primi anni del Settecento, si ritrova anche nelle pagine del Veneziano, sebbene queste, più che affrontare il problema attraverso una dimensione teorica, lo fanno in funzione della narrazione autobiografica. Il primo approccio di Goldoni alla scrittura drammatica avviene, come è noto, attraverso il componimento di un dramma per musica, quella celebre Amalasunta, che il giovane autore, reduce da una poco fortunata lettura tenuta nel salotto milanese di Orazio Bartolini, decide di distruggere. Il lavoro, composto nel 1732, viene letto una prima volta a Vicenza al conte Parmenione Trissino. Il giudizio ottenuto da Goldoni non è troppo lusinghiero, avendo l'amico intravisto in lui una maggiore inclinazione verso il genere comico. Non convinto del giudizio del Trissino, Goldoni si reca a Brescia, ove ha occasione di dare lettura di Amalasunta nel salotto di Alessandro Noviello, assessore del governatore di quella città. Il racconto contiene alcune riflessioni relative alla costruzione del dramma e dei suoi personaggi. Al di là delle giuste aspettative di un giovane autore in cerca di successo, ma anche di danari, emerge la consapevolezza di una situazione alquanto sfavorevole in ambito italiano per il genere tragico. Più conveniente dunque dedicarsi al melodramma, in cui Goldoni ripone molte aspettative. Avvicinandosi alla librettistica, l'autore si documenta e si confronta con quello che al tempo era il modello più autorevole, ossia Metastasio, da cui sembra aver derivato un intreccio lineare, la ferma contrapposizione tra buoni e cattivi, la forza morale assegnata ai personaggi. Lo stesso autore, in un passo delle cosiddette memorie italiane, confessa che Amalasunta era opera di mia testa, di mia invenzione, ma per la quale aveva spogliato bastantemente la Didone Lissipile di Metastasio. D'altra parte non è casuale che i nomi di Apostolo Zeno e di Pietro Metastasio ricorrano più volte negli scritti autobiografici del Goldoni, a tal punto che nei memoir il commediografo decide di dedicare loro una cour digression. Questo rivela uno studio attento e una conoscenza approfondita dell'opera e degli stili di Zeno e Metastasio, che senza dubbio divengono modello per il giovane autore, allora impegnato a comporre drammi per musica e lavori per la scena tragica, sia nel linguaggio
sia nella costruzione dei personaggi, sia nella strutturazione delle vicende. Nonostante tutto, i giudizi espressi da coloro che ebbero modo di conoscere il libretto della Malasunta non sono molto lusinghieri e tra i vari consigli sembra spiccare proprio quello di dedicarsi alla tragedia, genere il più prossimo al melodramma e per il quale il giovane autore appariva particolarmente versato. Lo stesso Prata, presente alla lettura milanese della Malasunta, preso in disparte Goldoni, lo rimprovera di aver scritto il suo melodramma d'après le principes de la tragédie, dando così conferma da un lato degli innegabili legami esistenti fra tragedia e melodramma e dall'altro della predisposizione dell'autore a instaurare nel proprio operato uno stretto nesso tra i due generi. Ed è infatti innegabile che le tragedie goldoniane posseggano una forte propensione al melodrammatico, tangibile sia nel linguaggio, sia negli atteggiamenti dei personaggi, sia infine nell'impostazione generale delle vicende. La distruzione della Malasunta deve essere letta non come la chiusura di un capitolo sfortunato, ma come l'impulsiva reazione verso l'incomprensione dei salotti milanesi. Quella prima esperienza nel campo del melodramma costituisce la tappa iniziale di una sorta di marcia di avvicinamento al genere tragico. Saranno sufficienti le richieste formulate dalla compagnia Imer per ricondurre l'autore verso il melodramma e per farlo approdare alla scrittura tragica. La teoria goldoniana sulla tragedia. Goldoni non ha lasciato pagine in cui sia chiaramente esposta una sua teoria tragica, pur tuttavia ha avuto modo, negli scritti autobiografici e nelle prefazioni, di toccare talora l'argomento. Per quanto scarse, queste pagine pongono tuttavia il commediografo su un piano totalmente diverso rispetto agli intellettuali di inizio Settecento. Se da un lato vi è un approccio eminentemente teorico, dall'altro emerge la piena consapevolezza del palcoscenico e la necessità di comporre opere che devono innanzitutto vivere sulla scena e comunicare con la platea. Per Goldoni diventa una sorta di percorso obbligato quello che porta alla tragedia, all'interno di una serie di tentativi volti a recuperare la fiducia del pubblico e la qualità dello spettacolo. Chiave di volta di tale procedimento sono gli intermezzi per musica, ossia una forma drammatica minore, presentata quale riempitivo tra un atto e l'altro dello spettacolo principale, ma straordinariamente efficace nel risvegliare gli interessi di una platea ormai sfiduciata. Nonostante le evidenti difficoltà dei comici a cimentarsi con un genere che non è di loro competenza, il pubblico reagisce bene e lo stesso Goldoni, ancora alla ricerca di una propria identità artistica, non esita a mettersi al servizio della causa componendo alcuni intermezzi come La pupilla, che restano tra le sue cose migliori di quegli anni. Il binomio tragedia-intermezzo per musica sembra ai comici la carta vincente per i teatri veneziani di inizio Settecento. È a questo punto che Goldoni per la prima volta fa riferimento diretto alla sua esperienza in ambito tragico. Nel 1750, a soli 15 anni dall'esperienza maturata al San Samuele, Goldoni riconosce l'imperfezione dei suoi componimenti tragici e non esita a esprimere su di essi un giudizio alquanto severo. Il rifiuto definitivo di quei lavori giovanili avviene nel momento stesso in cui l'autore, predisponendo la prima edizione a stampa del proprio teatro, decide di affidare la propria identità artistica ai testi comici. Un coraggioso riconoscimento dei propri limiti, ma soprattutto la volontà di sottolineare la vocazione quale riformatore del teatro comico, costruendo, anche sul piano editoriale, un percorso che necessariamente doveva escludere ogni altra esperienza teatrale che non facesse capo, appunto, alla commedia. A tale proposito può essere utile ricordare che sino al 1750, anno in cui Goldoni inizia ad allestire la prima edizione ufficiale delle sue commedie presso l'editore Bettinelli, l'autore veneziano aveva costantemente rifuggito l'idea di stampare i propri lavori teatrali. Tale atteggiamento, a lungo interpretato dalla critica come una volontà a non intrattenere alcun rapporto con le stampe, al fine di preservare l'immagine di un autore interamente assorbito dalla prassi scenica, in verità riflette una strategia promozionale editoriale del tutto differente.
Nei primi anni della propria attività artistica, infatti, Goldoni si dedica soprattutto ai componimenti per musica, drammi giocosi, intermezzi e drammi seri, applicandosi viceversa in modo più sporadico agli altri generi, una scelta non casuale poiché l'autore intuisce immediatamente che in quel preciso momento storico poteva affidare la propria ascesa e il consolidamento dell'immagine artistica, nonché i primi introiti economici, esclusivamente alla librettistica. Per lungo tempo, quindi, Goldoni rifiuta di legare la propria immagine editoriale al genere tragico o a quello comico, desiderando viceversa comparire pubblicamente solo quale autore di componimenti per musica che, tranne rare eccezioni, vengono tutti pubblicati nell'imminenza della rappresentazione. Solo dopo aver stretto il primo contratto con il Madebach e soprattutto dopo aver trovato una propria identità artistica, Goldoni comprende di poter puntare esclusivamente sul genere comico. Il periodo di apprendistato è ormai finito, l'esperienza tragica si è conclusa e giocoforza, quel gruppo di componimenti non può più trovare spazio in un progetto editoriale che puntava a consolidare l'immagine del veneziano quale autore e riformatore della commedia. Il particolare utilizzo del linguaggio, mantenuto in tutte le tragedie, rivela che Goldoni, con notevole modernità, vede nel genere tragico non la manifestazione del sublime, quanto piuttosto uno spettacolo che, per far presa sul pubblico di primo Settecento, deve comunicare in modo comprensibile e soprattutto credibile. Vengono così eliminati gli elementi simbolici, le citazioni colte, le espressioni altisonanti, in favore di una poetica che poggia essenzialmente sul concetto del vero e del credibile. Armi efficaci queste, per parlare al cuore di un pubblico che al teatro chiedeva soprattutto coinvolgimento ed emozioni. Nelle Mémoires, a proposito della sua opera Belisario, l'autore fa riferimento alla tragedia e alla narrativa seicentesca, di cui deplora gli eccessi e la scarsa efficacia nel descrivere i personaggi. La necessità è quindi rieducare il pubblico alla semplicità e ai contenuti più profondi del teatro. Vengono ancora una volta ribaditi i principi fondamentali su cui poggia la concezione tragica goldoniana e si chiarisce lungo quali vie si muove il suo primo tentativo di riforma e moralizzazione del teatro, la semplificazione del linguaggio, la credibilità dei personaggi e soprattutto il loro avvicinamento allo spettatore, privandoli di ciò che può farli apparire troppo lontani. Nell'autore veneziano sembra possibile rintracciare una sorta di posizione mediana tra l'eredità tragica del passato e la nuova concezione di tragedia borghese che si sarebbe affermata nella seconda metà del Settecento. E infatti, se i personaggi tragici del Goldoni, se da un lato sono esempio di forte moralità, agiscono in un contesto regale, vivono conflitti estremi, dall'altro posseggono una psicologia degli atteggiamenti e un linguaggio che li rende particolarmente vicini allo spettatore. E d'altra parte è vero che le premesse teoriche non sempre trovano pieno riscontro all'interno delle opere. Nelle tragedie goldoniane non mancano gli eccessi, soprattutto in quella costante tendenza al melodrammatico che caratterizza il linguaggio. Ma proprio per questo l'autore pone la tragedia su un piano di maggiore accettabilità per lo spettatore, poiché smorza le tinte più crude e uniforma il racconto evitando ogni eccesso orroroso. Goldoni, la compagnia Imer e le probabili origini e influenze della Rosmonda. La compagnia di Giuseppe Imer fu il primo gruppo artistico per il quale Goldoni abbia lavorato stabilmente. Il rapporto durò 9 anni, dal novembre del 1734 al marzo del 1743. Durante questo periodo l'autore svolge un'intensa attività, scrivendo oltre a 7 tragedie, intermezzi, drammi per musica, canovacci, cantate, commedie, per un totale di circa 40 opere. L'ultimo lavoro, composto nel 1743, ma rappresentato solamente l'anno successivo, è La donna di Garbo, commedia con cui la riforma goldoniana prende definitivamente corpo.
Quelli trascorsi al San Samuele sono dunque anni decisivi per la formazione dell'autore, il quale, al momento di iniziare il suo primo rapporto professionale con dei comici, non ha ancora concepito un programma di riforma teatrale e forse non ha neppure piena coscienza delle proprie potenzialità artistiche. È tuttavia mosso da un'autentica passione per la scena e vagheggia di intervenire nel dibattito sul teatro, componendo opere capaci di concorrere alla moralizzazione della scena. Scrive per una compagnia di qualità, ha modo di sperimentare vari generi drammatici, acquisisce esperienza nella scrittura scenica, così da chiarirsi progressivamente le proprie vocazioni e prepararsi a elaborare un preciso programma di riforma. Il primo contatto con Giuseppe Imer avviene nel luglio del 1734 a Verona, ove la compagnia dell'attore genovese è impegnata in un ciclo di recite all'Arena. Grazie all'intervento dell'attore Gaetano Casali, amico del Goldoni, il giovane autore riesce a leggere al capocomico il suo Belisario, ottenendo il plauso della compagnia e l'offerta di metterlo in scena a Venezia nel corso della stagione autunnale. Il rapporto con Imer è definito il settembre successivo, quando Goldoni viene scritturato da Michele Grimani, che era proprietario del Teatro di San Samuele e del Teatro di San Giovanni Grisostomo. Il corpus tragico goldoniano è costituito da 7 opere, composte nel breve termine di 4 anni: Belisario 1734, Rosmonda 1735, La Griselda 1735, Don Giovanni Tenorio 1735, Rinaldo da Montalbano 1735, Enrico, re di Sicilia, 1735, e Giustino, 1738, cui possono essere aggiunte la tragicommedia Osmano, re di Tunisi, 1740, e la tragedia Il Nerone, 1748-49, composte a ridosso di quel periodo. La definizione tragedia, tuttavia, è da assumere con estrema cautela e non a caso lo stesso Goldoni, più volte, non esita a definire questi componimenti come tragicommedie, categoria che è stata spesso condivisa anche dai critici moderni. Negli scritti autobiografici sono menzionati dall'autore come tragedie Rosmonda, Griselda, Enrico e Giustino. Belisario e Rinaldo sono indicati come tragicommedie, Don Giovanni Tenorio come commedia. Senza dubbio, di tutto il corpus tragico o tragicomico, Rosmonda è l'opera a cui meglio si attaglia la definizione di tragedia, per i contenuti, la tipologia dei personaggi, la generale impostazione del lavoro. Comunque le si voglia definire, queste opere costituiscono uno dei generi più coltivati da Goldoni durante il periodo del San Samuele, soprattutto rispetto alla commedia che in questo lasso di tempo conta solo 7 componimenti. L'interesse per la tragedia, se da un lato dimostra l'eclettismo di un autore deciso a sfidare i generi più diversi, dall'altro è testimonianza di uno stretto legame con il palcoscenico. Le tragedie, infatti, pur dimostrando una prima volontà riformatrice, sono soprattutto la risposta immediata a precise richieste formulate dagli attori e dal pubblico. Non a caso Goldoni si allontana dalla grande tradizione della tragedia classicistica, privilegiando argomenti di più facile fruizione, dando così testimonianza sia di modernità, sia di saper ricorrere a fonti tra le più disparate. Belisario, Rosmonda e l'Enrico traggono l'argomento dalla storia medievale, Don Giovanni e il Rinaldo da leggende romanze, Belisario, Don Giovanni e Rinaldo si rifanno ad alcuni canovacci dell'arte, il Giustino e Griselda al melodramma. Su tutte le fonti, tuttavia, Goldoni opera interventi significativi, vengono eliminate le incongruenze tipiche di tanto teatro tragico seicentesco, la vicenda è semplificata, scompaiono le maschere, vengono infine messe al bando le volgarità ereditate dalla commedia dell'arte. Nascono delle opere che certamente rispecchiano il desiderio riformatore, ma che difficilmente possono competere con i capolavori francesi che in quegli anni si rappresentavano in Italia.
Corneille e Racine sono rimasti per sempre nei repertori delle compagnie italiane. Le tragedie di Goldoni, dopo i successi iniziali, hanno avuto vita effimera. D'altra parte è lo stesso autore ad aver espresso più volte giudizi negativi su quelle opere degli esordi, non solo nella prefazione all'edizione Bettinelli, ma anche nelle successive prefazioni all'edizione Pasquali, dove ancora una volta Goldoni dà testimonianza sia della vocazione riformatrice, sia della sua propensione per la commedia, sia della capacità di formulare un giudizio disincantato sulle sue stesse opere. Dopo il successo del Belisario, Goldoni si mette immediatamente al lavoro per la stagione del Carnevale successivo. Con sorprendente velocità compone una tragedia e un intermezzo, Rosmonda e la Birba. Da poco scritturato, Goldoni inizia subito ad assumere quei ritmi di lavoro frenetici che caratterizzeranno tutta la sua carriera. Tra il debutto del Belisario, 24 novembre 1734, e la prima della Rosmonda, 17 gennaio 1735, passano appena 54 giorni, periodo di tempo durante il quale vengono composte e allestite due diverse opere. Pressato probabilmente da Imer, che desiderava cavalcare il successo del Belisario, e dalle aspettative del pubblico che voleva applaudire nuovamente il giovane autore, Goldoni non ha molto tempo per scegliere un nuovo argomento e ancora una volta si rivolge a materiali preesistenti sui quali modellare la nuova creazione. Se per Belisario era ricorso a uno scenario della commedia dell'arte, per Rosmonda Goldoni sostiene di aver operato la trasposizione scenica di un romanzo seicentesco. La fonte è indicata sia nei memoir che nelle memorie italiane, dove Goldoni afferma: «Alla Rosmonda suddetta mi ha dato eccitamento la Rosimonda del Muti, cattivo romanzo del secolo oltrepassato». Frate domenicano dell'Ordine dei Predicatori, il veneziano Gianmaria Muti visse tra il 1649 e il 1727. Il terzo volume delle Iscrizioni veneziane, raccolte da Emanuele Antonio Cicogna nel 1830, ci informa che il Muti, studioso di filosofia e teologia, fu autore prolifico di opere di genere diverso, quali oratori, quaresimali, romanzi, lavori drammatici, discorsi e liriche. Nel pur ampio catalogo fornito dal Cicogna, tuttavia, non compare alcuna Rosimonda, così come nessun'altra fonte relativa al Muti, riguardante sia componimenti letterari sia teatrali, dà notizia dell'esistenza di una sua opera così intitolata. E parimenti, tra le poche opere del Muti oggi conservate presso le biblioteche pubbliche, nessuna ci riconduce alla vicenda di Rosmonda. Giuseppe Ortolani, nella nota storica che accompagna la stampa della tragedia goldoniana nell'edizione del Municipio, rinvia al lavoro del Cicogna, ma non ne segnala l'incongruenza con la citazione del Goldoni. Tuttavia, già nel 1925 Mario Penna, nel suo saggio sul noviziato artistico del commediografo veneziano, segnalava che la notizia contenuta nelle memorie italiane e nei memoir non aveva riscontri con la biografia del Muti e invitava piuttosto a considerare la tragedia Rosimonda di Genesio Soderini, pubblicata a Venezia nel 1689, pur avvertendo di non averla potuta ancora rintracciare. Copie dell'opera sono oggi conservate presso la Biblioteca Marciana di Venezia, la Biblioteca Braidense di Milano e la Biblioteca Vittorio Emanuele II di Roma. La lettura di questo lavoro drammatico rivela tuttavia la sua totale estraneità con la tragedia goldoniana. Il Soderini infatti si rivolse all'Historia Longobardorum di Paolo Diacono, in cui è narrata la vicenda di Rosmunda e della coppa di re Alboino, di cui il tragediografo fornisce una sorta di continuazione. La Rosmonda goldoniana non si ispira all'episodio narrato dal Diacono, così come non offre una rilettura della celebre Rosmunda composta da Giovanni Rucellai nel 1516. E d'altra parte nessuna delle numerose Rosmunda, Rosimonda e Rosmonda da questa derivate ha significativi elementi in comuni con la tragedia del Goldoni, al di là dell'ambientazione medievale e di un'eroina vittima di circostanze avverse. Tra la fine del Seicento e i primi anni del Settecento, oltre alla Rosimonda del Soderini, vengono pubblicate a Venezia altre opere dedicate all'eroina
Il dramma per musica in 3 atti La Costanza di Rosmonda di Aurelio Aureli, rappresentato nel Teatro Grimano nel 1659. Nel 1696 viene pubblicata la tragedia per musica in 5 atti Rosimonda di Girolamo Frigimelica Roberti, da rappresentarsi nel Teatro Grimano di San Giovanni Grisostomo. Nel 1720 Giuseppe Corio Gorini pubblica a Modena una tragedia dal titolo La Rosimonda, che ripropone la storia narrata dal diacono. Nel 1729 lo stesso autore pubblica a Milano una seconda tragedia, Rosimonda Vendicata, del tutto simile nei contenuti alla precedente, molto apprezzata dagli intellettuali di Venezia e Padova e preceduta da un trattato della perfetta tragedia. Nonostante il frequente ricorso in Italia settentrionale alla figura di Rosmonda, appare evidente che nessuna di queste opere ha legami con la tragedia goldoniana e la fonte usata dal commediografo rimane pertanto incerta. L'indicazione relativa al Muti, espressa con assoluta certezza dall'autore in 2 passi diversi delle sue memorie, può essere interpretata in modi opposti. Forse si tratta di un errore del Goldoni nell'indicare la fonte di un lavoro scritto in gioventù e ormai lontano nel tempo. Non sarebbe infatti l'unico caso del genere, dal momento che l'autore, parlando dei soggetti delle sue opere, più volte fornisce indicazioni parziali e non del tutto precise. D'altra parte, la non rintracciabilità della fonte, la cui esistenza è smentita sin dai documenti di inizio Ottocento, potrebbe avvallare tale ipotesi, ma non è da escludere neppure l'ipotesi contraria, ossia che l'indicazione del Goldoni sia esatta e che il romanzo del Muti, autore caduto rapidamente nell'oblio, sia andato perso nel corso del tempo. In mancanza di una fonte certa è tuttavia possibile operare alcuni confronti con lavori di epoca e provenienza differenti, che certamente erano noti a un uomo di vivace cultura qual era Goldoni. Primo fra tutti la tragedia Il re Torrismondo di Torquato Tasso, 1587, di cui colpiscono alcune similitudini con la Rosmonda goldoniana. Innanzitutto l'ambientazione medievale e la collocazione geografica, che è quel medesimo regno di Gotia immaginato anche dall'autore veneziano. In secondo luogo, nel lavoro del Tasso compaiono i nomi di alcuni personaggi goldoniani, quali Alvida, Germondo e la stessa Rosmonda, e non sfuggono tra i moventi dell'azione i matrimoni politici imposti con la forza che causano le reazioni di coloro che ne sono inopinatamente vittime. Il tema centrale della Rosmonda goldoniana, che vede l'eroina divisa tra la devozione filiale e la passione d'amore per un uomo a lei nemico, ha innegabili connessioni con Le Cid di Corneille, 1637, ove Chimène chiede vendetta per l'uccisione del padre, ma finisce fatalmente per innamorarsi di Don Rodrigue, l'assassino del genitore. Il modello cronologicamente più vicino è costituito da un libretto di Pietro Metastasio, Adriano in Siria, che il letterato romano compose e fece rappresentare nel 1732 al teatro di Linz con le musiche di Antonio Caldara. In seguito il libretto fu nuovamente musicato da una 60 di compositori, fra i quali va notato Geminiano Giacomelli, che lo fece rappresentare a Venezia nel 1733. Non abbiamo notizia se Goldoni abbia assistito a quella rappresentazione, ma è noto sia la sua ammirazione per il Metastasio, sia il suo impegno nell'ambito della librettistica, sia infine il ricorso per gli argomenti di alcune tragedie al melodramma, come documentano il Giustino e la Griselda. Nell'Adriano in Siria si narrano gli intrighi amorosi dell'imperatore romano, il quale, giunto ad Antiochia, fa prigioniero il re dei Parti Osroa e si invaghisce della figlia di costui, Emirena. Questa, suo malgrado, si trova divisa tra la devozione dovuta al padre e la sottomissione all'imperatore, il cui cenno potrebbe salvare Osroa. Il vecchio re, tuttavia, dimostra un carattere estremamente fiero e pur di vendicarsi di Adriano è disposto a barattare il matrimonio della figlia e ad affrontare la condanna a morte. L'atto di clemenza finale dell'imperatore consente tuttavia di risolvere felicemente la vicenda. Le sofferenze di Emirena, l'implacabile sete di vendetta di Osroa, il lacerarsi dell'eroina tra amore e dovere di figlia, paiono modello assai vicino alle tematiche e ai profili di alcuni personaggi che compaiono nella Rosmonda goldoniana.
All'impossibilità di indicare una fonte certa per la tragedia del veneziano si contrappone un dato incontrovertibile. Al momento di proporre al pubblico del San Samuele la storia dell'infelice Rosmonda, Goldoni decide di allontanarsi dai modelli che l'hanno preceduto per creare una vicenda autonoma. La scelta di rinunciare a un argomento più volte sfruttato in letteratura e a teatro è testimonianza non solo della propensione alla modernità che ha sempre accompagnato l'autore, ma anche di un precoce senso della scena che lo spinge a scegliere argomenti capaci di sostenere il palcoscenico e soprattutto di avvincere la platea a lui contemporanea. Rosmonda. La Rosmonda di Goldoni è una tragedia in 5 atti, in versi sciolti, che ripropone sulla scena un tema antico, ma sempre capace di fare breccia nel cuore del pubblico. L'eroina divisa tra la devozione dovuta a un padre tiranno e l'amore per un uomo che è nemico della sua patria. La vicenda è collocata ad Aranna, capitale dell'immaginario regno di Gotia. Germondo, re di Norvegia, è sceso in guerra contro il re dei Goti, Alerico, che gli ha negato la mano della figlia Rosmonda. Persa la battaglia, morto il figlio Attilio, Alerico vuole uccidere Rosmonda e se stesso per non cadere nelle mani del nemico. La principessa, tuttavia, si sottrae volendo vivere per vendicare orgogliosamente il padre, il fratello e se stessa. Tuttavia, l'amore che Rosmonda prova per Germondo le rende impossibile portare a termine la vendetta e al momento di affrontarlo le manca il coraggio di compiere l'atto estremo. Alerico, compresa la debolezza della figlia, si allea con Alvida, un tempo amante di Germondo ma da questi respinta, che si offre di uccidere a tradimento il re norvegese. Il progetto viene tuttavia scoperto e denunciato da Rosmonda, che riesce così a salvare Germondo. Alerico maledice la figlia e, minacciato dall'avversario, preferisce la condanna a morte. Dal canto suo, Rosmonda si sente irrimediabilmente schiacciata tra il rispetto dovuto al padre e l'amore inconfessabile per Germondo e vede quale unica via d'uscita la propria morte. Alerico è frattanto condotto al patibolo, ma qui si presenta Rosmonda ormai morente. Prima che il veleno faccia definitivamente effetto, la ragazza può confessare apertamente il proprio amore per Germondo. Sconvolto, il giovane re grazia Alerico condannandolo a un eterno rimorso e, commosso, si appresta a rendere omaggio all'infelice amante. Indipendentemente da quale possa essere stata la fonte del soggetto e il grado di rielaborazione messo in opera dal Goldoni, l'analisi di Rosmonda dimostra che l'autore veneziano ha fatto ricorso molto di più al modello di Apostolo Zeno e Metastasio che non alla tradizione tragica dei secoli passati. Il contatto con il dramma in musica avviene sia attraverso un generale ridimensionamento dell'imponenza tragica dei personaggi, sia soprattutto per mezzo del linguaggio che mutua dal melodramma innumerevoli espressioni. Il costante ricorso a locuzioni quali ahimè, scellerata, todio, taborro, ingrato, crudelissimo fato, numi che sento, voglio il tuo sangue, empio crudele, anima vile, fellone, tremila audace, anno spietato, cruda ostinata, figlia inumana, barbara figlia, perfida donna, oh sorte, taci, misero, tristo mondo, taborro, e soprattutto agli abusati, o dei, o stelle. Testimonia dell'ampio uso di un formulario che ci riconduce al mondo linguistico del melodramma e che dimostra come, al tempo di Goldoni, la separazione tra due generi era sempre più debole. D'altra parte, numerosi, seppur usati dall'autore con una certa parsimonia, sono gli stratagemmi da palcoscenico musicale, quali pugnali, veleni, sotterfugi, inganni, falsità, rivelazioni clamorose, che spesso garantiscono il proseguimento dell'azione e il crearsi sulla scena della suspense.
Ma non dobbiamo dimenticare che le versioni a stampa delle tragedie goldoniane hanno mitigato gli effetti scenici dei testi originari, come dimostra l'edizione pirata del Belisario, comparsa a Bologna nel 1738, sicuramente riprodotta da un copione usato per le recite. In verità, delle tragedie goldoniane, proprio Rosmonda, assieme a Enrico, re di Sicilia, risente in modo più contenuto delle influenze provenienti dal dramma per musica, probabilmente in virtù delle fonti usate dall'autore e del grado di rielaborazione messo in opera che hanno garantito una maggiore linearità della vicenda e un tono più uniformemente drammatico. Quello di Rosmonda appare quindi un linguaggio mediano, lontano dal sublime della tradizione antica, libero dagli appesantimenti della tragedia barocca, limitato tuttavia da una certa propensione alla loquacità eccessiva che caratterizza il discorso di molti personaggi. Se sul piano linguistico e su quello drammaturgico Goldoni sembra sin dalle prime esperienze dimostrare un chiaro intento riformatore, più modesta appare la capacità di intervenire sulla strutturazione dei personaggi. Riflettendo sulla produzione tragica del veneziano, Paola Luciani sostiene che i personaggi risultano piuttosto maschere di personaggi, cui di individuale non resta che il nome. Ed effettivamente per il giovane Goldoni i tempi non erano ancora del tutto maturi per poter affrontare un discorso di riforma complessivo. Nonostante tutto, si può apprezzare di tanto in tanto qualche tentativo nel conferire una maggiore credibilità ai caratteri. Delle tragedie, Rosmonda, unitamente all'Enrico re di Sicilia, è forse quella in cui meglio si vede questo sforzo, sebbene anche qui i personaggi, nel rispecchiare tipologie fisse, non riescano a conquistare una propria autonomia e staccarsi del tutto dai modelli di riferimento. Tra le 6 figure che agiscono nella tragedia, 2 hanno scarso vigore, dovuto soprattutto alla marginalità del ruolo, Stenone e Cratero. Il primo è l'amante raggirato da una donna più astuta di lui. Il secondo serve di supporto in alcune scene ed è addirittura assente nel terzo atto. Gli altri 4 risultano possedere una personalità più spiccata. Alerico ed Alvida rappresentano i ruoli negativi della vicenda. Rosmonda e Germondo ne costituiscono il lato patetico. Come spesso accade, i personaggi negativi paiono quelli più avvincenti perché mossi da passioni inquietanti e perché capaci di provocare, attraverso i loro intrighi, lo sviluppo dell'azione. Alvida sostiene il ruolo dell'amante rifiutata e per questo è in cerca di vendetta. Personaggio astuto e capace di raggirare sia il vecchio re Alerico, fingendosi sua alleata, sia di sfruttare le attese del suo spasimante Stenone per indurlo a uccidere la rivale Rosmonda. I suoi raggiri costituiscono la variante drammaturgica dell'opera, grazie ai quali si rende più articolata una vicenda che altrimenti risulterebbe sin troppo lineare. Sebbene Goldoni non riesca ad assegnare una gamma di sfumature troppo ricca a questo carattere, tuttavia Alvida è tra i personaggi principali quella che meno soccombe agli eccessi della lingua e del melodrammatico. Guasta tuttavia un'eccessiva uniformità nei comportamenti, che impediscono di far emergere a tutto tondo un carattere che, altrimenti trattato, avrebbe potuto offrire risvolti drammaturgici interessanti. Diverso il caso di Alerico, per il quale Goldoni forse si ispirò al personaggio metastasiano di Osroa nell'Adriano in Siria. In entrambi i casi si narra di un re e di sua figlia prigionieri del nemico. In ambedue le opere questo nemico è innamorato della propria prigioniera, ed in entrambi i drammi la figura paterna è caratterizzata da un'implacabile sete di vendetta. Alerico è forse il vero protagonista della tragedia, personaggio vigoroso e contraddistinto da un carattere facilmente incline all'ira. Su di lui Goldoni propone uno studio relativo al furore nei potenti, analizzando le motivazioni e soprattutto mostrando i devastanti effetti di questo atteggiamento. La collera che caratterizza il re dei Goti è tale da renderlo a tratti sin troppo inumano nel suo eccessivo bisogno di rivalsa. La scena iniziale, ove cerca di togliere la vita alla figlia affinché questa non cada nelle mani del nemico, più che apparire estremo e tragico gesto di pietà paterna, finisce per essere letta quale manifestazione di un marcato egoismo. Di seguito si propone il monologo di Alerico nella scena 1 dell'atto primo di Rosmonda. Siamo perduti, Rosmonda.
ecco il nemico che ci giunge alle spalle, ecco smarrita la via della vendetta. Il ferro stesso mi tradì nel cimento, ombra diletta dell'estinto mio figlio. Ah, se non posso darti sangue nemico, accogli questo sangue innocente. Figlia, non impedirmi un'opra degna del tuo, del mio valor. Pria che Germondo giunga superbo a trionfar di noi. Moriam, figlia, moriamo. A caso il cielo non mi lasciò misero avanzo del temuto mio brando. Entro al tuo seno, lascia pria ch'io l'immerga, indi nel mio. In tutto lo svolgimento della tragedia, Alerico si appella costantemente alla memoria del figlio Attilio, la cui incombente presenza è rappresentata da una statua che domina sulla scena per l'intera tragedia e finisce per rendere in viso allo spettatore anche l'infelice erede al trono. Allo stesso modo, le costanti invocazioni di Alerico alla morte, la sua incapacità a mediare con gli altri, il suo voler trascinare tutti nel baratro, lo rendono personaggio del tutto sgradito alla platea ed è inevitabile che alla fine della tragedia lo spettatore condivida appieno la scelta di Germondo, il quale, sospendendo la pena capitale ad Alerico, lo condanna all'eterno rimorso per aver causato, con la sua ostinata ira, la morte di un innocente. La lamentazione finale di Alerico non muove alcuna pietà e anzi appare il meritato castigo inflitto a un uomo troppo egoista. Di seguito si propone il monologo di Germondo nella scena ultima dell'atto quinto. Infelice Rosmonda, idolo mio, che tal mi sei dopo tua morte ancora, qual astro infausto al nascer tuo splendea. Sì, tu sei la mia sposa, altra giammai non stringerommi al sen, lo giuro ai numi, lo giuro a te, che qual mio nume adoro. Ah, se più non ti veggo, ancor ti sento però viva nel cor, né per eterno variar di tempi, né per fato avverso da questo seno in cui t'impresse amore, cancellerò la tua diletta imago. Andiam, Cratero, e all'onorata spoglia diasi qual merta sepoltura illustre. Andiam, che sopra il freddo busto ancora versar vogl'io fiumi di pianto. Andiamo, che se più resto il mio dolor m'uccide. Per quanto riguarda Alerico, è lecito chiedersi quali fossero i motivi che indussero il Goldoni a tratteggiare un personaggio così severo. Se certamente hanno influito i modelli di tiranno provenienti dalla tradizione tragica e melodrammatica, non è da escludere che l'autore veneziano, dopo il successo del Belisario, aspirasse a comporre qualcosa di più impegnativo e dalle tinte più fortemente tragiche. Re Alerico è il personaggio ideale per dar vita al cattivo a tutto tondo, ma Goldoni certamente non possedeva un'indole tragica così spiccata e il personaggio del vecchio re gli riesce piuttosto monocorde e a tratti pericolosamente proteso verso effetti ridicoli. Germondo rappresenta l'eroe positivo, vittima di un destino implacabile che lo rende allo stesso tempo salvatore e carnefice della sua amata. Egli ha intrapreso una guerra per poter sposare una donna che il padre, per opportunità politica, ha destinato ad altri. Seppure vittorioso con le armi, tuttavia lo attende una battaglia ben più difficile sul piano dei sentimenti. Rosmonda, che lo ama, non può esternare il suo affetto in quanto è tenuta in soggezione dal padre. Germondo tenta allora ogni strada per convincere la ragazza, minaccia di morte Alerico, promette felicità all'amata, annuncia castighi ai ribelli. Ma tutto è inutile, Rosmonda non può abbandonare il padre, mentre Alerico è troppo orgoglioso per piegarsi alle seppur convenienti offerte del vincitore. Germondo è personaggio che manifesta un maggior numero di sfumature, dovendo passare dalla pietà all'ira, dall'amore alla vendetta, dal ruolo di amante appassionato a quello di sovrano punitore. Nel dar voce a tutti questi sentimenti Goldoni dimostra una certa abilità, seppure il limite sia, ancora una volta, un'eloquenza eccessiva che guasta talora l'effetto scenico. Inutile cercare un modello preciso per Germondo, numerosi e provenienti dai più disparati generi, dal dramma alla narrativa, dalla lirica all'epica.
Sono gli esempi di amanti infelici e di eroi costretti a vedere infranto nella morte il loro progetto d'amore. Ma nel protagonista maschile della Rosmonda si intravede anche la figura del sovrano tormentato dal potere, diviso tra la ragion di Stato e il sentimento personale, tra gli obblighi militari e il desiderio irrealizzabile di poter trovare una conciliazione tra le parti. E la tragedia goldoniana sembra ribadire l'antico concetto secondo il quale la politica non può accordarsi con l'amore e che il più nobile tra i sentimenti è destinato a soccombere irrimediabilmente sotto le fredde leggi degli uomini. Sul personaggio di Rosmonda, Goldoni tenta di operare un'analisi psicologica, introducendo così un elemento di novità rispetto al precedente Belisario. Rinunciando a una struttura in cui prevaleva l'intrigo, l'autore desidera ora offrire la rappresentazione delle passioni interiori. L'occasione è molto allettante, la figura della protagonista possiede in questo senso numerose potenzialità e la vicenda nella quale si trova coinvolta è esemplare per i contrasti drammatici cui dà luogo. Il modello di riferimento è quello della fanciulla divisa e straziata tra opposti sentimenti. Su questi conflitti Goldoni costruisce il personaggio e l'intera tragedia, facendo di Rosmonda un'eroina fortemente patetica, sorella non troppo lontana di tante protagoniste della commedia lagrimosa che dalla metà del Settecento popoleranno i palcoscenici europei, attirando anche le attenzioni del commediografo veneziano. Rosmonda si trova coinvolta a suo malgrado in una vicenda impossibile da governare, di cui non è difficile intuire sin da principio l'inevitabile violenta conclusione. Fragile in apparenza, la protagonista in verità è donna decisa, salda nelle proprie risoluzioni, capace di esercitare su di sé una violenta repressione dei sentimenti, testimoniando così la sua vocazione al martirio. Eppure, sin dalla prima scena, si coglie in lei un forte anelito alla vita, un desiderio d'amore e di pace che non trova rispondenza in chi la circonda. Fatalmente il suo attaccamento alla vita sarà annullato dagli egoismi altrui, che la renderanno a un tempo vittima di un padre autoritario e irragionevole, così come di un amante incapace ad ascoltare i palpiti del cuore. Personaggio di facile presa sullo spettatore, Rosmonda oscilla tra l'eroina da tragedia classica e la protagonista del melodramma, la cui storia vuole suscitare pietà e commozione attraverso il racconto di molteplici sventure. Ma il personaggio, che pure avrebbe da esprimere straordinari sentimenti, stenta ad acquistare una vera statura tragica, ostacolato in ciò da un vocabolario da dramma musicale e da monologhi che non sempre riescono a scavare nella psicologia della protagonista. Che Rosmonda non fosse opera di qualità lo sostiene anche Goldoni in alcuni passi delle Memorie, ove individua i motivi del mancato successo sia nella sua scarsa esperienza di fronte alla scelta di un buon soggetto teatrale, sia nella richiesta avventata della prima donna Adriana Bastona di interpretare un ruolo a lei non adatto. L'accoglienza tiepida riservata a Rosmonda spinge immediatamente Imer, uomo di provata esperienza teatrale, a mitigare le reazioni del pubblico, inserendo tra gli atti della tragedia la rappresentazione di un intermezzo. L'intermezzo in questione, elaborato in 2 parti, è La Birba, che fu composto da Goldoni nello stesso periodo della Rosmonda. Il libretto venne pubblicato per la prima volta nel 1735 a Venezia da Valvasense, ma è sconosciuto il nome del musicista. La vicenda della Birba è ispirata da un quadro di vita veneziana. Il tema di questo grazioso intermezzo è l'ironica descrizione dei ciarlatani che cercano di guadagnare qualche danaro ingannando i passanti creduloni. La Birba, eseguita al San Samuele all'interno di Rosmonda, fu proposto successivamente tra gli atti del Belisario. In seguito venne ripreso a Padova, Bassano, Udine e la stagione successiva a Genova. Si ha infine notizia di una sua ripresa a Milano nel 1743. Il successo riportato dalla Birba, così come la buona qualità del lavoro, dimostrano ancora una volta che le opere migliori di quegli anni indirizzano l'autore verso il teatro comico piuttosto che verso quello tragico, aprendone così la strada alla luminosa carriera compiuta nella commedia. Nonostante il tiepido successo raccolto, il personaggio di Rosmonda non è destinato a svanire dalla fantasia di Goldoni.
Quasi tutti i personaggi della tragedia, infatti, sono richiamati in vita dall'autore qualche anno più tardi quando mette mano alla stesura di un dramma per musica in 3 atti intitolato Germondo. Sebbene nel libretto si ritrovino Rosmonda, Germondo, Alerico, Olvida e Cratero, e sebbene l'ambientazione sia la medesima della tragedia, la scena si rappresenta in Aranna, capitale della Gotia, sulle rive del Baltico. In verità la storia narrata è alquanto diversa. Il lavoro venne probabilmente composto e rappresentato per la prima volta al Teatro San Samuele nel 1739. Di tale recita tuttavia non si possiede alcuna documentazione, così come in quell'occasione non venne stampato alcun libretto. Sappiamo viceversa con certezza che Germondo fu rappresentato a Londra, al King's Theatre di Haymarket nel 1776, con le musiche di Tommaso Traetta. In quell'occasione venne stampato da Thomas Cadell un libretto che presenta una serie di varianti rispetto alla versione Zatta, dovute sostanzialmente a esigenze di carattere musicale. L'opera del Traetta non ottenne grande successo e il Germondo non sembra aver avuto altre rappresentazioni dopo quelle londinesi. Lo stesso Goldoni, che evidentemente non teneva in particolare considerazione questo componimento, non cita il Germondo in alcun passo delle sue memorie. Il dramma, pur non avendo particolare attinenza con la tragedia, testimonia l'interesse dell'autore per dei personaggi che evidentemente lo affascinavano. La qualità dei versi conferma che l'opera è il lavoro giovanile del Goldoni, seppure possono essere apprezzati alcuni aspetti, come la descrizione del tormento di Alerico, sovrano, padre e sposo, che si dibatte tra il sospetto e il dubbio. L'amore di Alvida per il figliastro, l'odio vendicativo di questa per non essere stata corrisposta nel suo sentimento e l'equivoco in cui cade Alerico richiamano senza dubbio a quello che dovette essere, in questo caso, il modello di Goldoni, ossia la Fedra di Racine. Rosmonda è dunque opera minore del Goldoni, sebbene tra le tragedie composte negli anni 30 è quella più omogenea e dal carattere più intensamente drammatico. Cosciente delle imperfezioni del lavoro e soprattutto interamente votato dagli anni 40 al genere comico, l'autore decise di escludere Rosmonda, assieme a quasi tutte le altre tragedie, dalle edizioni a stampa che nei vari momenti della sua carriera ebbe modo di curare. Solo in occasione dell'ultima operazione editoriale, quella intrapresa dal veneziano Antonio Zatta a partire dal 1788, Goldoni ha consentito di dare alle stampe gli inediti che sino a quel momento aveva gelosamente custodito. È proprio grazie all'edizione Zatta che noi oggi possiamo leggere Rosmonda, non essendo conosciuta alcun'altra pubblicazione settecentesca, ufficiale o pirata, della tragedia. Recenti indagini d'archivio hanno tuttavia consentito di rinvenire un corpus di manoscritti tardo settecentesco che raccoglie alcune tragedie goldoniane, tra le quali figura anche Rosmonda. La lettura di Rosmonda è molto complessa sia per il linguaggio arcaico sia per la varietà di personaggi che di fatto possono essere rappresentati solo come teatro. È tuttavia possibile approfondire alcuni aspetti, quali il titolo, la notizia e i personaggi. L'edizione Zatta. La tragedia Rosmonda è opera giovanile del Goldoni. Dopo il debutto del 1735 fu ben presto dimenticata dal pubblico e dal suo stesso autore, che la considerava un errore di gioventù. Per questo motivo il commediografo veneziano preferì non darla alle stampe sino in tarda età, quando dietro le pressioni dell'editore Antonio Zatta autorizzò anche la pubblicazione di alcuni lavori drammatici rimasti sino a quel momento inediti. Rosmonda, pertanto, rientra nel gruppo delle opere goldoniane che non hanno conosciuto un percorso editoriale complesso. D'altro canto, l'assenza di altre edizioni a stampa settecentesche, comprese quelle pirata, se da un lato non consente riscontri sul testo, dall'altro dà testimonianza della limitatissima fortuna di un lavoro che sicuramente non è tra quelli più significativi del Goldoni. La Zatta resta dunque il solo testimone settecentesco sul quale condurre una moderna edizione della Rosmonda,
la versione che ha consegnato questa tragedia ai secoli seguenti e sulla quale si sono fondate le poche ristampe ottocentesche e l'edizione del Municipio a cura di Giuseppe Ortolani, Edgardo Maddalena e Cesare Musatti. Rosmonda compare dunque per la prima ed unica volta nel 1793 nel tomo 12 delle Commedie e Tragedie dell'edizione Zatta, autorizzata da Goldoni. L'essere rimasta inedita sino al 1793 fa di Rosmonda l'interessante caso di un'opera capace di condurci verso il perduto Goldoni dei copioni. Scomparsi i manoscritti del commediografo, il suo teatro è stato restituito attraverso una serie di edizioni a stampa che testimoniano una cura crescente per l'aspetto letterario ed editoriale, ma anche un progressivo allontanamento dal palcoscenico. Se è vero che traccia dei copioni può essere ricercata nelle numerose stampe pirata, è altresì vero che la Rosmonda, avendo conosciuta una sola edizione a stampa, offre al lettore un testo probabilmente non troppo lontano dalla stesura preparata per le recite al San Samuele. È molto probabile che l'edizione della Rosmonda rispecchi la stesura di un antigrafo manoscritto, se non addirittura l'autografo goldoniano. Considerato che dopo il debutto del 1735 l'opera non fu pubblicata e non conobbe altre messe in scena, forse Goldoni non tornò più sul lavoro giovanile che assieme alle altre tragedie dei primi anni egli stesso teneva in poco conto. Il testo inviato allo Zatta può quindi aver rispecchiato assai da vicino il copione di Rosmonda, dimenticato per quasi 60 anni e riemerso in occasione dell'allestimento di un'edizione, che Goldoni, ormai ottuagenario e lontano da Venezia, non ebbe modo né intenzione di seguire da vicino. Per lo Zatta egli non preparò introduzioni, non fece interventi di revisione e riscrittura dei testi, fidò completamente nell'opera di uno stampatore di cui apprezzava il rigore e la serietà. È pur vero che il confronto tra le edizioni goldoniane promosse sotto il controllo dell'autore ha dimostrato come la Zatta non sia esente da errori e interventi correttori ed è quindi probabile che anche Rosmonda non sia stata del tutto esente da questa prassi. Pur tuttavia, la tragedia, così come appare nell'edizione Zatta, può rappresentare un raro esempio di opera goldoniana pubblicata con il consenso dell'autore, ma senza troppi interventi volti a mediare tra il copione originario e la stampa definitiva. A sostegno di tale ipotesi intervengono una struttura drammaturgica imperfetta, lo scarso sviluppo di situazioni drammatiche dalle quali una mano esperta come quella del Goldoni maturo avrebbe potuto trarre effetti di sicuro rilievo e soprattutto un linguaggio ricco di ripetizioni, luoghi comuni, ingenuità dal sapore apertamente melodrammatico. Il manoscritto di Rovereto. Recenti indagini d'archivio hanno consentito di identificare un nuovo testimone settecentesco. A fianco della Zatta, che costituisce l'unica edizione a stampa realizzata nel secolo XVIII, Rosmonda ci è giunta anche attraverso un testimone manoscritto, oggi conservato presso l'archivio dell'Accademia Roveretana degli Agiati. Il manoscritto, che attraverso fonti archivistiche, l'esame della calligrafia e del supporto cartaceo è databile agli ultimi 20 anni del Settecento, appartiene a un corpus di 5 tragedie goldoniane costituito, oltre che dalla Rosmonda, da Il Bellisario, la Griselda, il Rinaldo e il Giustino. I 5 manoscritti rilegati in pelle non sono di mano goldoniana, ma di 2 anonimi copisti che identificano Goldoni con la formula standard editoriale avvocato veneziano fra gli Arcadi Polisseno Fegeio. Nessuna indicazione viceversa testimonia in questi manoscritti l'appartenenza di Goldoni all'Accademia degli Agiati, cui fu ammesso nel 1751 con il nome di Oldino. A testimonianza di tale appartenenza rimane un componimento poetico del 1758 in cui Goldoni si vanta di far parte, assieme all'amico Orazio Arrighi Landini, dello stesso coro della Roveretana eletta schiera.
In verità, il corpus delle 5 tragedie goldoniane risulta essere estraneo alla vita dell'Accademia Roveretana, dal momento che non si trovano né presso l'archivio degli agiati né del corpus degli epistolari accademici conservato presso la Biblioteca Civica Tartarotti di Rovereto notizie circa la provenienza dei manoscritti. Gli stessi rapporti tra Goldoni e gli agiati non dovettero essere particolarmente stretti, poiché negli epistolari non compare mai il nome del commediografo, così come non si trova alcuna lettera dello stesso, neppure per ringraziare i dirigenti dell'Accademia per la sua cooptazione. La mancanza dunque di riferimenti specifici alla Rosmonda e alle altre tragedie del corpus fa ritenere che tali testimoni costituiscano un episodio circoscritto e isolato, del tutto indipendente dai normali canali di comunicazione tra i soci dell'Accademia. I 5 manoscritti sono oggi collocati nella sezione dell'archivio dedicata ad Antonio Zandonati, accademico che ebbe particolare rilievo nella vita degli agiati tra fine Ottocento e inizi Novecento. Le poche notizie relative a questo corpus goldoniano consentono di formulare solo alcune ipotesi circa l'origine dei manoscritti. Quella degli Zandonati è famiglia nota a Rovereto sin dalla fine del Settecento, soprattutto per l'impegno in ambito culturale. Non è quindi impossibile immaginare che la famiglia abbia acquisito i manoscritti da terzi o addirittura ne abbia potuto commissionare essa stessa la realizzazione. Le copie delle 5 tragedie goldoniane rimasero all'interno della biblioteca di famiglia sino al 1910, quando Antonio decise di donarle all'Accademia degli Agiati, cui egli stesso apparteneva. I 5 manoscritti roveretani offrono nell'ambito della filologia goldoniana una testimonianza particolarmente interessante, dal momento che con buona probabilità sono stati riprodotti da qualche copione settecentesco, se non addirittura dagli autografi. È difficile stabilire con certezza il grado di autorialità del corpus, ma sicuramente i riscontri ci guidano verso quel vasto patrimonio goldoniano costituito dagli autografi e dai copioni, oggi irrimediabilmente perduto. Con buona probabilità si può escludere l'ipotesi di una discendenza diretta tra l'edizione esatta e il manoscritto roveretano. Fonti queste che possono essere piuttosto considerato quali testimoni autonomi, entrambi depositari della volontà dell'autore, ma frutto di 2 diverse risultanze spettacolari, di cui una forse solo ipotizzata e mai eseguita su un palcoscenico. Pur nell'impossibilità di indicare con chiarezza il grado di autorialità del testimone roveretano, è tuttavia opportuno sottolineare che gli inserti del manoscritto non presentano differenze stilistiche e linguistiche tali da poter sostenere con sicurezza che si tratti di interventi compiuti da mano diversa da quella dell'autore. Il confronto tra i 2 testimoni dà una prospettiva eminentemente scenica, evidenzia una maggiore attenzione nell'edizione esatta per la dimensione testuale, mentre il manoscritto rivela un più spiccato senso del palcoscenico. Sebbene le sottili differenze confermano comunque come ufficiale l'edizione esatta. Commento e analisi su titolo, notizia e personaggi. Rosmonda, al pari delle altre opere che compaiono nell'edizione esatta, non è preceduta né da una dedica né dal celebre L'autore a chi legge. Goldoni, infatti, pur concedendo allo stampatore veneziano di realizzare una nuova edizione dei propri lavori, non volle impegnarsi a scrivere introduzioni o lettere di presentazione. Per quanto riguarda il titolo, richiamandosi alla formula più antica che ne governa la scelta, Goldoni decide di intitolare questa tragedia alla protagonista. Il manoscritto roveretano presenta una piccola variante con l'anteposizione al nome dell'eroina dell'articolo determinativo. Si tratta peraltro di una lezione che è possibile rinvenire molto spesso anche in numerose altre opere goldoniane. Lo stesso autore, nelle memorie, citando i titoli delle sue opere, usa spesso indicarle usando o omettendo alternativamente l'articolo. Per quanto riguarda la notizia, l'indicazione relativa alla data della prima rappresentazione deve essere intesa a More Veneto, laddove la stagione teatrale del Carnevale aveva inizio già a dicembre.
Come ricordato dallo stesso Goldoni nei memoir, la tragedia debuttò al Teatro di San Samuele il 17 gennaio 1735. Alla prima rappresentazione fecero seguito nei giorni successivi 4 repliche, cui se ne aggiunsero altre 4 assieme all'intermezzo La Birba. La tragedia fu quindi rappresentata in tutto appena 9 volte. Per quanto riguarda i personaggi, in base ai canoni della tragedia classica, il numero è assai contenuto, appena 6 ruoli di cui 2 femminili e 4 maschili, ai quali si aggiungono una serie di comparse che non parlano. Rispettando la tradizionale preeminenza dei ruoli maschili su quelli femminili, Goldoni tuttavia assegna alle donne delle parti molto estese, destinando a una il ruolo principale. L'opera fu composta per la compagnia Giuseppe Imer, un gruppo alquanto numeroso e versatile, applaudito soprattutto nel repertorio comico, ma capace di cimentarsi, seppure con qualche eccesso, anche in quello tragico. Rosmonda fu scritta, come si è già avuto modo di ricordare, per accontentare le aspettative della prima donna Adriana Bastona, la quale, dopo aver sostenuto con successo nel Belisario il ruolo ostile dell'imperatrice Teodora, desiderava ora rivestire i panni di un'eroina virtuosa. Rosmonda fu dunque interpretata da Adriana Sambucetti, detta la Bastona, apprezzata attrice veneziana, ormai non più nel fiore degli anni, al tempo in cui sosteneva i ruoli di prima amorosa nella compagnia Imer. L'elenco dei personaggi viene disposto da Goldoni secondo la tradizione classica, ossia utilizzando una gerarchia di ordine sociale che pone per primi il re Alerico e sua figlia Rosmonda, poi il re nemico Germondo e in ordine decrescente tutti gli altri personaggi. La collocazione scenica immaginata da Goldoni per Rosmonda è unica e si adegua alle prescrizioni tragiche. L'interno del palazzo reale, adornato da nobili architetture, logge e statue. Tra queste spicca il simulacro di Attilio, il figlio di Alerico ucciso in duello da Germondo, che diviene una sorta di muto testimone della vicenda. La scelta dell'atrio, peraltro abbastanza ricorrente, consente all'autore di trovare uno spazio scenico unico all'interno del quale è possibile far incontrare agevolmente i vari personaggi. La vicenda è geograficamente collocata nell'immaginaria città di Aranna, capitale del regno di Gotia, situato in Europa settentrionale. Un maggior chiarimento relativo alla collocazione ci giunge dalla didascalia del Germondo, ove si informa che tale città immaginaria si colloca sulle coste del Mar Baltico, probabilmente in territorio tedesco. Sul piano temporale, Goldoni non offre alcuna indicazione che possa chiarire la durata dell'azione tragica e la sua scansione nell'arco della giornata. La rapidità degli eventi e il generale uniformarsi dell'autore alle unità aristoteliche suggerisce tuttavia che la vicenda si consumi nel breve arco di 24 ore. Nota sulla fortuna. Io non sono mai stato, né prima né dopo, elegante versificatore, specialmente nello stile eroico. Ho avuto della facilità, della naturalezza, e nel tragico vi vuol dell'elevazione. Con lucida autocritica, Goldoni, nelle prefazioni all'edizione Pasquali, rievocando il periodo degli esordi, riconosce la propria scarsa inclinazione verso la poesia tragica. Spinto più dalle richieste dei comici e dalle aspettative del pubblico che non dà un vero interesse, il commediografo si cimenta a partire dal 1734 con una serie di tragedie di argomento storico che tuttavia, al di là di un momentaneo successo, non sono destinate a reggere il confronto con il tempo. Lo stesso Goldoni, all'indomani dello straordinario successo raccolto dalla sua prima tragedia Belisario, non si fa troppe illusioni, conscio che tale consenso è dovuto più alla bravura degli interpreti che non ai reali meriti dell'opera. La limitata fortuna editoriale di Rosmonda è specchio fedele di una sorte non dissimile toccatale anche sui palcoscenici.
Dopo le prime rappresentazioni veneziane, la tragedia non fu più messa in scena né dalla compagnia diretta dall'Imer né da altri gruppi in attività sul territorio italiano. È tuttavia possibile che la tragedia sia stata ripresa dai comici del Grimani nel corso di una breve tournée estiva che toccò il Teatro Obizzi di Padova e il Teatro di Udine. Forse nel novero delle nouveauté proposte a Padova e a Udine può essere inclusa anche Rosmonda. Dopo questa probabile ripresa sembra che la tragedia non sia stata più portata sulle scene. Ricerche condotte su varie fonti non hanno rivelato allestimenti di Rosmonda né nel corso del Settecento né dell'Ottocento e anche in epoca contemporanea l'opera non è riuscita ad attirare su di sé l'attenzione di alcun capocomico o regista. Maggiore fortuna fu riservata alla tragedia sul piano editoriale. Dopo la prima e unica apparizione in ambito settecentesco nel tomo dell'edizione Zatta del 1793, Rosmonda compare in alcune edizioni ottocentesche. I primi a riportarla sono i fratelli Giachetti che nel 1823 stampano a Prato la collezione di tutti i drammi e opere diverse di Carlo Goldoni. Nel primo tomo dell'edizione vengono stampate La bella Giorgiana, Rosmonda, Il mercato di Malmantile, Il filosofo di campagna e Lucrezia romana. La versione è alquanto sobria e non è impreziosita da alcuna incisione. Curioso in questa edizione l'abbinamento di Rosmonda con altre 4 opere di carattere assolutamente diverso. La bella Giorgiana è una tragicommedia in versi che Goldoni presentò a Venezia al Teatro di San Luca nel 1761, mentre gli altri componimenti sono dei melodrammi tutti rappresentati al Teatro di San Samuele. Nel 1828 la tragedia viene stampata nella collezione Commedie di Carlo Goldoni, edita a Como da Pietro Ostinelli. Il tomo raccoglie Rosmonda, Artemisia e la Griselda. L'accostamento in questo caso pare più pertinente dal momento che si tratta di tragedie in versi, tutte caratterizzate da una scarsa fortuna editoriale e scenica. Artemisia, come Rosmonda, conosce un unico allestimento teatrale e la sola stampa nel medesimo tomo dell'edizione Zatta. La Griselda va in scena nel 1735 a Padova e dopo l'edizione non autorizzata del 1771 compare ufficialmente nel 1792 nel tomo della Zatta. Come la Zatta, anche l'edizione Ostinelli è abbellita da una serie di incisioni che illustrano alcune scene della vicenda. Nel 1831, a soli 3 anni di distanza, Rosmonda viene proposta a Venezia dallo stampatore Giuseppe Antonelli all'interno della raccolta completa delle commedie di Carlo Goldoni. Il volume contiene Enea nel Lazio e Rosmonda. L'accostamento avviene con una tragedia in versi andata in scena al San Luca nel 1760 ed edita per la prima volta come Rosmonda nel 1793 nel tomo della Zatta. Anche in questo caso l'edizione è arricchita da una serie di incisioni che illustrano alcuni momenti dell'azione. Dopo circa 30 anni di assenza, Rosmonda ricompare sul mercato editoriale nella raccolta Commedie di Carlo Goldoni, stampata a Venezia nel 1865 da Giuseppe Grimaldo. Il volume contiene Rosmonda e Giustino. Forse si tratta dell'accostamento più pertinente tra tutti quelli proposti nel corso dell'Ottocento, poiché Giustino è tragedia degli esordi goldoniani e anch'essa compare per la prima volta nel 1793 nel tomo della Zatta. Similmente alle altre, anche quest'ultima edizione ottocentesca accompagna i testi con una serie di incisioni. Il testo di Rosmonda, proposto in tutte le stampe ottocentesche, riproduce fedelmente quello dell'edizione Zatta, evidenziando così 2 aspetti interessanti. In primo luogo, che gli editori sono sempre dovuti ricorrere alla versione del 1793, non essendovi in circolazione evidentemente altre edizioni della tragedia. Questo ribadisce la limitata fortuna editoriale dell'opera, confermando altresì l'assenza di eventuali edizioni pirata effettivamente mai rinvenute nel panorama settecentesco.
In secondo luogo è data a riprova che il manoscritto di Rovereto costituisce un episodio a sé stante e senza alcuna conseguenza in ambito editoriale. Custodito in una biblioteca privata, conosciuto evidentemente solo da pochissime persone, il testimone roveretano fa la sua prima comparsa pubblica appena tra il 1911 e il 1912, quando viene donato all'Accademia degli Agiati. Ma anche in quel caso la Rosmonda roveretana non viene conosciuta dagli studiosi e si deve attendere sino al 1999 per averne una prima segnalazione ufficiale attraverso la pubblicazione dell'inventario dell'Archivio degli Agiati. L'edizione Zatta ha consegnato Rosmonda, oltre che all'Ottocento, anche al Novecento. L'edizione del Municipio e quella successiva Mondadori, a cura di Giuseppe Ortolani, hanno riprodotto, seppure con alcune libertà nella punteggiatura e nelle didascalie, il testo del 1793. A corollario sulla fortuna della Rosmonda, vale la pena di ricordare le sorti del libretto Germondo, con questa in qualche modo imparentato. Composto e rappresentato a Venezia probabilmente nel 1739, questo dramma serio per musica in 3 atti va con certezza in scena nel 1776 a Londra, al King's Theatre di Haymarket, con musiche del compositore Tommaso Traetta. Per l'occasione il libretto viene stampato dall'editore Thomas Cadell con testo in italiano e inglese a fronte. Nel 1794 Zatta pubblica il Germondo con alcune varianti rispetto alla versione londinese. Le 2 edizioni settecentesche hanno infine consegnato il libretto ai 2 Omnia del Novecento. Scritturato per la prima volta da una compagnia di professionisti, Goldoni vive tra il 1734 e il 1743 la sua prima stagione artistica. Per il pubblico del Teatro San Samuele compone svariate opere, tentando la fortuna e soprattutto sperimentando i generi più diversi alla ricerca del linguaggio a lui più congeniale. Tra le tante opere, anche alcune tragedie, la seconda delle quali, in ordine cronologico, è Rosmonda, testimonianza non solo di una precoce abilità drammaturgica, ma anche di una cosciente partecipazione dell'autore veneziano al complesso dibattito sul tragico d'inizio Settecento. A fianco di tanti lavori eminentemente teorici, la Rosmonda appare tragedia dal carattere fortemente teatrale, precoce esempio di una riforma che doveva ancora prendere avvio. Il titolo richiama la celebre vicenda narrata da Paolo Diacono, ripresa dal Rucellai e da moltissimi autori successivi. In verità la Rosmonda di Goldoni nulla ha in comune con questo modello. Essa è la storia patetica di una fanciulla divisa tra devozione filiale e l'amore impossibile per un sovrano nemico del suo popolo. Un padre intransigente, una rivale perfida, una situazione senza vie d'uscita conducono l'eroina a una fine inevitabile. Paolo Quazzolo, curatore di questo volume, insegna drammaturgia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Trieste. Si occupa prevalentemente di tematiche inerenti alla nascita della regia, la dinamica del teatro nella società delle masse e le strategie culturali dei teatri stabili. Si è anche occupato del Settecento curando un'edizione del Teatro alla moda di Benedetto Marcello.